Bentrovati amici, oggi parliamo di quella che viene considerata un'allerta sanitaria. In Sicilia quasi il 30% dei bambini o dei ragazzi dai 3 ai 17 anni è in sovrappeso o addirittura obeso. Non è avere qualche chilo in più solamente una questione estetica, ma ha molto a che fare con la salute. Ne parliamo oggi con il dottor Pietro Di Fiore, responsabile del Centro Cura e Prevenzione Obesità dell'ASP di Palermo. Ben trovato dottor Di Fiore. E con me in studio il dottor Filippo Di Forti, che è un pediatra. Buongiorno. Quindi sono le persone più indicate per parlare di questo argomento, che comunque coinvolge la famiglia, perché ovviamente a preparare i cibi e le pietanze sono i genitori per questi bambini e sono soprattutto loro a dover, come dire, accorgersi se c'è qualcosa nel figlio che non va, se è il caso di rivolgersi a un centro specializzato o semplicemente al pediatra. Dottor Di Fiore, dunque i dati che ho dato sono così o sono in aumento? Io ho citato circa il 30%, insomma la nostra isola è al 7° posto per quanto riguarda i ragazzi in sovrappeso, addirittura obesi. Da cosa dipende? Sì, i dati sono corretti. Qualche anno fa addirittura eravamo in testa alla classifica tra le regioni col più alto grado di obesità pediatrica. Da cosa dipende? Dipende da due fattori fondamentali. Si mangia non sempre molto, ma si mangia male, e ci si muove non a sufficienza. Quindi io parlerei non tanto di dieta, ma parlerei di stile di vita. È quello su cui dobbiamo puntare, su quello su cui stiamo puntando noi come Centro per la Prevenzione e Cura dell'Obesità dell'ASP, ma anche come Assessorato regionale alla salute. È stata istituita recentemente un tavolo tecnico che si occuperà di promuovere, questo grazie all'assessore e al direttore del DASO, il dottor Requirez, un tavolo tecnico che si occuperà di promuovere i corretti stili di vita legati proprio alla dieta mediterranea, perché non dimentichiamo che noi nel sud dell'Italia, in Italia in genere, ma nel sud dell'Italia, possediamo un regime alimentare considerato uno tra i migliori al mondo. La dieta mediterranea che è stata individuata non certo da noi, ma è stata individuata da Angel Keys dopo la seconda guerra mondiale, ma che ormai universalmente è uno stile alimentare che dà delle prerogative importantissime sulla salute, non solo dei bambini, perché ricordiamoci una cosa: un bambino obeso, se non si cura, diventerà un adulto obeso, con tutte le problematiche che l'obesità comporta. Non a caso ho parlato di allerta sanitaria, proprio per questo, perché intervenire quando si è molto giovani si possono evitare delle malattie in futuro, quali il diabete ed altre disfunzioni metaboliche. Vorrei ricordare il nostro numero di telefono, che è il 342 74 55 005. Con un messaggio potete rivolgere delle domande ai nostri ospiti. Dottor Di Forti, ma le capita di avere nel suo studio una famiglia, una mamma, un papà che accompagnano un bambino magari per una patologia completamente diversa, e lei si accorge che il bambino è in sovrappeso, ma per i genitori invece è tutto normale? Capita. E questo è, perdonatemi il gioco di parole, un grosso problema per la pediatria di famiglia, perché il pediatra di famiglia, proprio per la sua peculiarità, è diventato una sorta anche di mediatore cultural sanitario, e quando individua un bambino in sovrappeso in una famiglia, anch'essa in sovrappeso, deve fare un delicato lavoro di comunicazione, far capire che il problema che viene sottovalutato, perché
il problema che sta a valle, è che rivoluzionare tutte le abitudini alimentari di una famiglia non è facile. Quindi mettersi in discussione dal punto di vista alimentare non è facile, e allora purtroppo, ahimè, il problema lo si mette di lato, dice vabbè, poi il bambino cresce, poi sfila, poi dimagrisce, ma non è vero. Certo, dottor Di Fiore, appunto il dottor Di Forti ha toccato un tema. Spesso si dice che i bambini, in realtà in parte è vero, c'è una fascia di età, soprattutto per i maschietti, che può essere intorno ai 10-11 anni, in cui i bambini sono un po' più in carne, però poi crescendo, allungando, tutto rientra nella norma. Ecco, questo è qualcosa da attenzionare o è un fenomeno naturale, insomma non c'è nulla di che preoccuparsi? Ecco, quando si stabilisce che un bambino è in sovrappeso o addirittura obeso? Ma il collega ha perfettamente individuato qual è il problema. Quando parliamo di obesità dobbiamo parlare di abitudini alimentari dell'intera famiglia, un regime alimentare. Io non parlo di dieta, non parlerò di dieta, la dieta è un qualcosa che viene dato a un paziente malato che ha una certa patologia. Il regime alimentare andrebbe seguito dall'intera famiglia, dall'intera popolazione. È difficile ottenere questo perché, proprio come diceva il collega, nella accezione culturale nostra, ora un po' meno, il bambino cicciottello è un bambino in salute, il bambino molto magro è un bambino a rischio di malattie. E quello che diceva il collega, vabbè, poi tanto sfila, oppure quello che dicevano i nonni, vabbè, mangiatillo senza pane. Questo è sicuramente come dire, una filosofia che andrebbe smontata. È difficile perché modificare le abitudini alimentari dettate anche dal ritmo di lavoro, spesso lavorano papà e mamma e il bambino si porta a scuola quello che capita, ma oltre a questo io punterei l'attenzione molto sull'attività fisica. L'attività fisica oggi viene molto sottovalutata. Qualche giorno fa vedevo in un grande magazzino un bambino con un monopattino elettrico col telefonino in mano, cioè significa il massimo della sedentarietà. Fare attività fisica non significa necessariamente andare in palestra, fare attività fisica significa giocare, e non è sempre facile fuori, significa andare in bicicletta e oggi è pericoloso. Ci sono tutta una serie di situazioni che si innescano sulla difficoltà, come dice il collega, nel convincere la famiglia che non è un fatto estetico, è un fatto di salute per tutta la famiglia, perché a me capita, ormai il centro obesità è aperto da 23 anni, mi capita di trovare bambini obesi con genitori obesi, il che significa che l'intera abitudine alimentare della famiglia è scorretta. Non sempre quantitativa, anche qualitativa. Spesso si pensa che mangiare una bustina di crackers sia molto salutare e sia un principio di dieta, dimenticando che 4 fette biscottate, ad esempio, equivalgono a un piatto di pasta. Quindi è chiaro che molto spesso alcuni, molti oggi si rivolgono al dottor Google e Google dà delle informazioni sempre corrette, ecco. Certo, ma invece parliamo di quando la famiglia, papà, mamma sono normopeso, invece il bambino è in sovrappeso. È sempre solo questione di alimentazione o possono esserci anche delle disfunzioni metaboliche nel bambino? Indubbiamente esistono delle patologie che possono in qualche modo favorire un aumento del peso, e il collega, noi lavoriamo molto con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta, e io personalmente
con l'ospedale dei bambini di Palermo. Però c'è da dire una cosa, non si ingrassa non mangiando. Spesso molti pazienti mi dicono: dottore, può essere la tiroide, può essere i farmaci che prendo. Indubbiamente l'ipotiroidismo, indubbiamente il cortisone, indubbiamente alcuni psicofarmaci possono favorire una maggiore facilità a prendere peso, ma mangiare di tutto poco sicuramente non fa ingrassare. Dottor Di Forti, le capita invece che ci sono mamme e papà che rivolgendosi al pediatra pensano che il bambino o la bambina siano in carne più del solito perché possibilmente sono intolleranti a qualcosa e quindi temono che possa essere questa la causa del sovrappeso della bambina senza appunto fare un'anamnesi più completa? Allora, diciamo che l'associazione Intolleranza Alimentare e Sovrappeso è un'associazione che, come ha detto il collega, fa parte più di Dottor Google e di determinati siti che magari pubblicizzano questo tipo di associazione e chiaramente non c'è nessuna associazione. Io consiglio semplicemente di diffidare dai siti dove vengono suggeriti delle soluzioni fantasiose e poi magari accanto vi è pubblicità tipo dimagrisci in 10 giorni, diventi del trapianto di capelli, ti crescono i capelli lunghi e biondi, eccetera. Quindi voglio dire, se ci sono notizie così sensazionali e pubblicitarie, è chiaro che il sito non è tanto attendibile. Invito sempre a seguire i siti delle società scientifiche. Sito della Società Italiana di Pediatria, sito della Federazione Italiana Medici Pediatri, cui io sono il segretario qua a Catania, il sito della Società Italiana di Pediatria Preventiva, cioè voglio dire, perché quelli sicuramente sono dei siti che hanno un background scientifico tale da poter dare una corretta informazione. Questo è molto importante. Seguite i siti scientifici e le sezioni dedicate alle famiglie. Grazie, e io direi di andare in pubblicità, ci fermiamo per qualche istante, il dottor Di Forti ha un po' di tosse, sì. Andiamo in pubblicità, nel frattempo se volete mandare un messaggio, chiedere delle informazioni, un consiglio, potete utilizzare il 342 7455 005. Ci vediamo qui tra pochissimo con i nostri esperti. Stiamo parlando di bambini, di ragazzi in sovrappeso o addirittura obesi. Abbiamo detto che circa il 30% dei bambini o dei ragazzi tra i 3 e i 17 anni soffrono di obesità o sono in sovrappeso. Ne stiamo parlando con il dottor Filippo Di Forti, che è il pediatra e segretario anche della FIMP di Catania, il sindacato della Federazione dei Medici Pediatri. E in collegamento da Palermo abbiamo il dottor Pietro Di Fiore, che è il responsabile del centro cura e prevenzione obesità dell'ASP di Palermo. Ecco, un centro specializzato. Dottor Di Fiore, come si accede a questo centro? Qual è l'iter che una persona deve seguire per accedere ai vostri servizi? Innanzitutto io devo ringraziare la direzione dell'ASP di Palermo, la direzione generale, la direzione sanitaria, la dottoressa Noto, che ha favorito una serie di attività progettuali relative all'obesità in generale, ma anche all'obesità pediatrica. È l'unico centro sulla Sicilia occidentale che si occupa di obesità a livello ambulatoriale. Si accede semplicemente con una ricetta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, con visita dietologica attraverso il centro unico di prenotazione, si prenota una visita e si accede direttamente in ambulatorio. Noi cerchiamo di seguire il più possibile la maggior parte dei pazienti
e da qualche tempo, infatti da quando il centro è diventato anche centro per la prevenzione, diagnosi e terapia dell'obesità pediatrica, ci occupiamo anche di obesità pediatrica, seguiamo i bambini in collaborazione, come già dicevo, con l'ospedale dei bambini, ma anche in collaborazione con i pediatri, che ci danno un notevole supporto quando individuano il paziente al quale non basta semplicemente dare una indicazione alimentare più corretta, ma va seguito in una maniera più organica, e quindi a livello ambulatoriale. Ripeto, l'accesso è estremamente semplice, come per qualunque ambulatorio delle aziende sanitarie provinciali. Dobbiamo ricordare che un centro simile c'è anche a Catania, quindi sono i due poli di eccellenza, diciamo, per quanto riguarda questo argomento. Quindi abbiamo capito che non si tratta solo di obesità infantile, ma chiaramente chiunque può accedervi, anche gli adulti. C'è un nostro telespettatore che ci dice: mio figlio mangia pochissimo e solo alcuni cibi, eppure è in sovrappeso, a scuola lo prendono in giro, non so cosa fare. Cosa possiamo consigliare? Ma ecco, vede, mangia pochissimo e solo alcuni cibi, bisogna capire cosa mangia. Questo, devo dire, è abbastanza comune nei bambini, ma anche in età adolescenziale. Si tende a non mangiare la frutta, si tende a non mangiare la verdura, si tende a non mangiare alcuni alimenti come il pesce. A me capita quasi giornalmente di trovare bimbi ragazzi, perché bimbi che non mangiano questi alimenti. Di solito il sovrappeso in questi bambini, permettetemi di dirlo, è anche colpa dei genitori, perché se il bambino non mangia la verdura e preferisce le patatine fritte, vengono date le patatine fritte. Vengono accontentati, diciamo. Vengono accontentate, e purtroppo accontentare su tutto in una scorretta alimentazione poi porta al sovrappeso o all'obesità. Stiamo attenti, non sempre è necessario che ci siano dei problemi col sovrappeso e l'obesità. Lei stessa, introducendo la trasmissione, ha parlato di diabete, possiamo parlare di iperglicemia, di insulinoresistenza nelle ragazze, di ovaio policistico, sindrome metabolica in generale. Ecco, tutto questo è legata un po' all'alimentazione di questo millennio. E se mi consente, ritorno a quello che ho detto poc'anzi. Grazie all'interesse dell'assessore Volo e del dottore Requirez, l'assessorato, che già aveva fatto qualche anno fa il progetto FED, formazione, educazione e dieta, adesso si prefigge su tutto il territorio regionale di iniziare un percorso di formazione, perché occorre parlare di corretta alimentazione nelle scuole, negli ambulatori, nelle palestre, ma anche nei negozi. Cioè noi nel progetto FED facevamo formazione a panettieri, a carpezzieri. Cioè, e cosa gli dicevate? Ai panettieri cosa dicevate? Quelli pane fanno. Ma guardi, il collega parlava poco fa. No, mi incuriosisce, facevate formazione anche nei panettieri. Allora, la corretta alimentazione non significa vabbè, il pane tanto è pane, puoi mangiarne quanto ne vuoi. No, ne devi mangiare una certa quantità. Ricordiamoci una cosa, che quando io mi sono laureato, la celiachia era una malattia che si contraeva già dalla nascita. Oggi si può diventare celiaci. Perché? Perché i nuovi grani, le nuove farine contengono una quantità così elevata di glutine, per cui alcuni organismi, non sopportandone quella quantità,
tendono a diventare intolleranti al glutine, non necessariamente celiaci, ma come quella che viene chiamata gluten sensitivity. Allora, mangiare pane di farina integrale, consigliare pane di farina integrale, consigliare pane di farine antiche, di farine di grano duro, è anche un modo per educare, tra virgolette, gli acquirenti nei negozi. Questo si può fare nei piccoli centri, ovviamente nei supermercati, se poi andate in qualunque supermercato ormai ci sono gli stand gluten free e molti pazienti mi dicono: ma forse non è meglio che io mangi senza glutine? No, perché il glutine è una proteina importante per il nostro organismo e se io non ho nessun problema, è come dire, molti bevono il latte senza lattosio perché forse mi potrebbe fare male. Assolutamente no. Il lattosio è un prodotto importante per il nostro organismo, se non ho problemi bevo il latte normalmente, il latte parzialmente integrato, addirittura il latte intero. Sì, quando parlava della formazione nei panifici pensavo che volevate anche, come dire, sollecitare anche i panettieri ad utilizzare dei grani antichi, insomma, di utilizzare delle farine di ottima qualità e di non trascurare anche questo aspetto perché il pane sia non solo buono ma sia un ottimo alimento da poter vendere. Assolutamente. Dottor Di Forti, ho letto da qualche parte, lei me l'ha anche confermato poco fa, se le mamme quando aspettano un bambino si mettono troppo a stecchetto, cioè mangiano pochissimo, il bambino poi avrà un metabolismo più lento, cioè quando mangeranno anche poco tenderanno ad assimilare molto e quindi con più facilità avranno la possibilità di prendere peso. Ecco, l'alimentazione anche in una donna che aspetta un bambino è fondamentale. Quindi non è vero che non si deve mangiare niente o pochissimo, anche lì bisogna seguire quelle che sono le linee che vengono date dal ginecologo. Perché c'è questa problematica, si pensa la donna cerca di non ingrassare troppo perché questo è il consiglio che viene dato comunque dai ginecologi, però se si riducono troppo le calorie poi a farne le spese potrebbe essere anche il bambino in un secondo momento. Sì, intanto mi consenta un attimo, vorrei dare anche una risposta al signore che ha fatto la domanda. Il bambino mangia poco, esatto. però Io ingrassa consiglio lo stesso. due cose. Prima un diario alimentare. Diario alimentare dove annota tutto ciò che mangia e soprattutto i quantitativi, perché i parametri che spesso hanno i genitori del cibo è un parametro personale, cioè per il genitore il cibo è poco, ma quando invece non è poco. Quindi un diario alimentare con tutto ciò che mangia, soprattutto il quantitativo, per il concetto di porzione, noi non abbiamo il concetto di porzione e già questo può aiutare molto. Ora vengo alla sua domanda. Intanto dobbiamo considerare una cosa, la donna in attesa che limita il suo apporto calorico, il suo apporto alimentare, dobbiamo stare attenti al suo stato psicologico. Perché non possiamo escludere che anche la donna stessa, la mamma stessa, la gestante possa avere un disturbo della condotta alimentare e questo bisogna vedere la sua storia, bisogna vedere l'anamnesi e qua il ginecologo sarà assolutamente bravo nell'individuare questa situazione. Questo è molto importante perché se c'è un background di questo tipo, di un disturbo della condotta alimentare, tutto ciò si può anche ripercuotere per ciò che sarà la vita futura del neonato. Qua c'entra la cosiddetta epigenetica. Il nostro DNA praticamente attua una situazione, diciamo, adattativa a ciò che è la situazione dell'ambiente. Cioè, mi spiego meglio, se a un certo punto questa signora invece di abitare da noi in Italia dove non ci sono problemi di alimentazione, viveva nella profonda Africa dove c'erano problemi alimentari, allora tutto ciò ha un senso, ecco perché l'epigenetica interviene, proprio perché instaura delle situazioni adattative all'ambiente dove si vive. E ben venga da un certo punto di vista se noi ci collochiamo in quell'ambito, ovvero sia in quell'ambito geografico. Per quanto riguarda noi invece è chiaro che questo non deve avvenire, però qua bisogna molto lavorare sulle mamme perché è chiaro che un comportamento di questo tipo comporta un disturbo della condotta alimentare. Ma questo si può anche rivelare dannoso anche più in avanti, quando ci sarà l'allattamento, quando ci sarà lo svezzamento.
se c'è una famiglia che ha determinati comportamenti alimentari, abitudini alimentari e che vogliono anche, diciamo, come dire, trasmettere al proprio figlio, con tutto il rispetto per chi è vegano, con tutto il rispetto per chi ha dei regimi alimentari particolari dettati alle proprie credenze, religione o quant'altro, però è chiaro, per il mio modesto, che deve essere il bambino casomai a scegliere un suo regime alimentare, ma non certamente dovrebbe essere imposto da altri. Ma comunque in ogni caso a questo punto occorre anche affidarsi in mano esperti che possono dare dei nutrimenti complementari e integrative qualora si voglia in qualche modo far crescere il bambino con senza possibilmente assumere integratori, amminoacidi o quant'altro. Però ripeto, per esempio anche potenziare l'allattamento al seno si è visto che ha una grossa implicazione nella prevenzione dell'obesità, proprio perché il latte è l'unico tessuto liquido esistente e è specie specifico. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è assolutamente confacente alle esigenze della razza Homo sapiens, che è diversa dalla mucca, diversa dalla scimmia o diversa da altri animali. Quindi il nostro latte è quello che cambia dalla mattina alla sera come composizione, cambia anche durante l'allattamento, cambia anche durante i mesi, proprio perché è adatto alle esigenze nutrizionali del neonato. E un neonato allattato al seno non è obeso. Un neonato allattato al seno non è obeso. Secondo, lo svezzamento. Lo svezzamento deve essere fatto al 6° mese e con l'inserimento graduale degli alimenti. Poi c'è il pediatra di famiglia che saprà esattamente cosa suggerire alla mamma. Ma ecco, il messaggio che mi piacerebbe dare ora in questa giornata è questo: allattamento al seno e svezzamento al 6° mese. Chiaramente poi si dovrà valutare caso per caso, questa è un'indicazione generale, ma già questi due fattori già hanno un'azione preventiva. Non dimentichiamo che il pediatra per la sua funzione è proprio, la nostra è una funzione proprio preventiva, più che diagnosi e cura, anche per diagnosi e cura, ma soprattutto preventiva. Questo è il nostro ruolo. Grazie dottor Di Forti, mi sembra la perfetta chiusura di questa trasmissione. Dottor Di Fiore, vogliamo aggiungere qualcosa? Siamo proprio in chiusura. Ma condivido tutto quello che è stato detto dal collega. Iniziare una corretta alimentazione dalla nascita, quindi dall'allattamento, dallo svezzamento e dalla fase di crescita è sicuramente un fattore di prevenzione. Noi, è quello che quella commissione vuole fare, la SVIMED vuole fare, dobbiamo lavorare sulla prevenzione, investire sulla prevenzione. Investire sulla prevenzione ci farà risparmiare fra molti anni sulle terapie di quelle patologie che, torno a ripetere, sono patologie tumorali, diabete, patologie cardiovascolari. Non abbiamo avuto modo di parlarne, lo accenno semplicemente. Non dimentichiamo che quella che prima veniva chiamata la flora batterica, oggi viene chiamato microbioma, e i batteri che noi abbiamo nell'intestino vanno coccolati proprio con una corretta alimentazione, e se vanno coccolati funziona meglio anche, figuriamoci, il sistema immunitario, e non è poco, non è assolutamente poco. Per nutrire il microbioma, dunque, verdura, frutta, latticini, pasta, kefir, pasta, anche la pasta? Parliamo di carboidrati complessi che servono proprio al microbioma per nutrirsi e nutrire bene il nostro organismo. Bene. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie al dottor Filippo Di Forti, pediatra e segretario provinciale della FIMP, e grazie mille al dottor Pietro Di Fiore, responsabile centro cura e prevenzione obesità dell'ASP di Palermo. Buongiorno. Grazie ai colleghi che ci hanno seguito in regia e grazie a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima.